Leonardo Merevo, allenatore della Nuorese, una vittoria meritata, arrivata con un gol nel finale, ma insomma si poteva chiudere molto prima. Ma noi dobbiamo chiaramente crescere ancora su alcune situazioni, soprattutto quando gli avversari ripartono, spesso non siamo molto legati tra il centrocampo e la difesa. Questa è l'unica lacuna in una prestazione che i ragazzi hanno giocato in maniera ammirabile, hanno avuto almeno 15 palle gol, voglio dire, io non potrei sbagliare, ma forse voi avete filmati, quindi direi che abbiamo vinto soffrendo, siamo riusciti a ciuffare una vittoria strameritata sul finire, a dimostrazione di una squadra che ha coraggio, che ha orgoglio, che ha idee e che chiaramente queste idee devono diventare un attimino più veloci e soprattutto sotto porta più concrete. Domenica vi attende un'altra partita complicata, però la squadra sta dimostrando di saper soffrire e soprattutto sta crescendo. La squadra sta sicuramente giocando bene, deve essere un po' più cinica e davanti, molte volte evidentemente c'è questa grande precipitazione, questa grande voglia di fare e questo alla fine li condiziona in negativo. Paradossalmente quando la situazione sembra quasi, allora trovano più serenità e riescono a fare le cose nel modo migliore. Però ecco, ripeto, una prestazione, una prova di grande orgoglio, di grande carattere, soprattutto sospinti, aiutati da un pubblico che è stato veramente importante, soprattutto in alcuni momenti della partita, dove anche quando abbiamo sbagliato tanti gol ha sempre cercato di incoraggiare la squadra e ha sempre creduto, così come i giocatori, nella vittoria. E io dico che se Nuoro vuole crescere e costruire deve avere questo grande feeling tra squadra e giocatori e oggi l'ha dimostrato.